siamo distrutti. È terminato Perché meglio, ho perso 2 fratelli. è il papà della ragazza là a gennaio e adesso lui. Tutti e due più o meno problemi cardiaci, sì, siamo molto scossi, sì. Dolino era buono, aveva tanti progetti, era, eh, era amato e amava. Ecco. La commozione del fratello Fulvio, arrivato con la moglie Ivana alla chiesa di Santa Maria Immacolata e San Zenone di Onigo, rispecchia il cordoglio di tutta la comunità di Spresiano per l'improvvisa scomparsa di Don Lino Bertollo. Non dico niente perché se non mi viene da piangere. Originario di Casoni di Mussolente, Don Lino ha perso la vita uscendo di strada mentre percorreva in auto la Feltrina tra le province di Treviso e Belluno, probabilmente a causa di un malore. Aveva 66 anni. Il suo segreto secondo me era che riusciva ad essere un amico di tutti. Il sorriso, la pacca sulla spalla, la battuta pronta, era di una simpatia unica e con questo conquistava anche i nostri giovani. Prima di arrivare a Pederobba e Onigo, Don Lino era stato parroco nel Padovano e nel Veneziano, ad Abbazia Pisani, in comune di Villa del Conte e quindi a Scorzè, prima a Peseggia, poi a Gardigiano. Io insistevo tanto con lui che si prendesse qualche giorno di vacanza, però da quando è arrivato qua è sempre stato instancabile, ha fatto campi scuola con noi ragazzi e quindi ogni tanto ci scherzavo, gli dicevo dai vai 2 o 3 giorni in montagna perché alla fine i preti sono di tutti ma sono di nessuno e quindi sì, e lui mi aveva appena promesso poco prima di morire che sarebbe andato prossima settimana qualche giorno in vacanza. Federico Dalbello è un giovane consigliere comunale di Pederobba impegnato anche con l'Azione Cattolica Ragazzi e lui a portare la fotografia di Don Lino davanti all'altare della chiesa di Onigo dove alle 10 di giovedì si celebreranno i funerali. L'ultimo saluto a un parroco che era una presenza fondamentale per la comunità. Oggi la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo. Era sempre presente, lui non tralasciava nulla e nessuno. E in tanti ci chiedevamo dove trovasse la forza per andare avanti, però era lui la chiesa, era la sua passione, la sua comunità e lui voleva rimanere vicino a tutti. Come si va avanti adesso senza una figura come Don Lino? Adesso siamo attoniti e smarriti, sembrano parole fatte ma è l'atto di fatto, per cui niente, al momento siamo persi e con la preghiera ci stringiamo attorno alla famiglia di Don Lino e alla sua figura.